Era tempo di ritrovare la vittoria e così è stato per Bustarsizio che alla terza giornata ingrana e batte Trento, raccogliendo i primi punti stagionali. Le farfalle ritrovano Polter dal primo scambio e scendono in campo affamate di risultati per smuovere la classifica. Trentino Rosa, d'altro canto, si presenta all'Ework Arena con la fiducia di chi ha fatto un'ottima partenza in campionato e gioca insieme da parecchio. La partenza però è a singhiozzo. Le Dolomitiche saltano avanti e sfruttano scambi pasticciati con qualche errore di busto, poi però un time-out coraggioso di Fenoglio del via alla chiusura del gap. Il set va avanti punto a punto e nel finale la Wiba mette la testa avanti, conquistando il parziale. Polter guadagna in fiducia, trova le compagne e spazia bene fra le attaccanti. Dall'altro lato Cumino si trova un po' strizzata dalle poche scelte. L'unica ad avere continuità è l'altra ex Vicky Piani, ma le sue vecchie compagne le prendono le misure nel secondo set. Aumentano anche gli errori, al servizio e in ricezione, e le individualità delle bustocche fanno la differenza nella confusione, conducendo anche il secondo set in porto senza troppa storia. Nel terzo le giallo-blu rinunciano a tirare i remi in barca. Camilla Mingardi sale in cattedra e martella le avversarie, che cercano però di resistere aggrappate al match, con le unghie e con i denti, dando fondo ai numeri di Melli e Dorrico. Alla fine capitolano, cedendo però con gli onori delle armi, ad una squadra che finalmente assomiglia alla Busto che ci si attendeva a inizio stagione. Primo stop dunque per la Delta Despar, nonostante la buona prestazione delle ragazze di Bertini. Primo successo in campionato per la Unity Work, invece, che osserverà il turno di riposo cercando di non farsi rovinare la festa dall'unico neo, il nuovo infortunio di Jordan Polter atteso domani dagli esami. Comunque brave, nel senso con Asia ovviamente in realtà abbiamo sempre giocato, quindi è entrata e ha fatto quello che doveva fare per chiudere la partita. Sicuramente quando succedono queste cose è sempre un po' difficile, anche perché adesso abbiamo il turno di riposo, quindi avremmo avuto la possibilità di lavorare tanto. Speriamo che non sia nulla di grave, speriamo di poter continuare a lavorare, però come ripeto è importante fare 3 punti.